Allora, visto che poi è sempre così, succede sempre così in ogni parte del mondo, è che Sì, tu hai una serie di nemici e poi all'improvviso fai una cosa bella, hai una grande occasione nella vita perché te lo meriti, perché hai certo. lavorato e quei nemici diventano grandi amici, per cui si fanno anche le interviste alla radio, ti Certo. dicono alla radio di averti inventata. Ventata. Allora, noi adesso abbiamo al telefono Nancy Coppola, pronto? Buongiorno! La Ecco. naufraga, ecco la Oh, naufraga. allora, senti un po', innanzitutto ci tengo a dirti che ti ho inventata io, ecco, perché dici la verità, tu non È sapevi, vero, tu non sapevi manco cucinare, hai imparato a fare pasta al burro perché ti ho inventata io. hai ragione, hai Ecco, e quindi ragione. allora Infatti sei stato uno dei più guai della mia vita perché per colpa tua sono ingrassata, quindi... E beh, ma insomma, uno se ti inventa da buona, ci Certo. deve Certo. essere cioè, a carne su carne. Allora, senti, Nancy, volevo sapere due cose fondamentali, così, insomma, perché sai che c'è moltissima gente contentissima della tua presenza sull'isola, però per fare un po' di notizia, tra le altre cose sto facendo registrare, così poi manderemo queste tue risposte dappertutto, così ci togliamo tutti i dubbi. Certo, Allora, ti voglio chiedere due cose, tu mi puoi rispondere o non rispondere. La prima certo. cattiveria che è partita appena si è saputa insomma, la notizia è diventata nazionale e sì, vabbè, Nancy è andata sull'isola perché Nancy ha pavata. Hai pagato, Nancy? Ma assolutamente no, Mm, assolutamente no. ecco, assolutamente Allora, no. ti spiego. La soddisfazione più grande è proprio questa, che comunque sono stata chiamata dalla produzione Magnolia. Sono in diretta, scusami. Certo, ah sì, Allora, ok. ti dicevo, sono stata chiamata dalla produzione Magnolia e quindi non ci sarebbe stato spizio, stimolo per cioè, pagare un programma e per farmi vedere qualche settimana, voglio dire, non sarebbe stato una delle mie intenzioni. Ecco. Io sono proprio contenta per questo, perché mi trovo in un mondo che fino ad oggi non mi è mai appartenuto. Quindi trovandomi in mezzo a dei personaggi, a delle persone che comunque mi stanno contattando, fare delle registrazioni per Verissimo, per Domenica Live, per me è tutto un sogno, tutta una cosa ancora non vera, sembra non vera. Ancora oggi non ci credo, fin quando non mi troverò su quell'elicottero e fare quel benedetto tuffo che mi sta comunque mettendo ansia, perché Giustamente. comunque ho paura un po' di tuffarmi, quindi non so quel giorno cosa potrà succedere in diretta. Mm. E quindi la cosa, questa dicevo, la soddisfazione è questa qui, che sono stata comunque chiamata da loro, quindi Allora, vuol dire sì. che No, vuol dire che qualcosa erano di buono interessati l'ho a te. fatto. Eh beh, certo che erano Sì, interessati a te e, sì, e a tutta l'attenzione che c'è intorno a te in Campania, ma non solo. Seconda cosa, ecco, allora, sì. tutti aspettano di vederti con il costumetto. Esatto. Molto bene. Allora, volevamo sapere noi se tu ti sei comprata dei mutandoni fantastici glam e se Sì. hai problemi di cellulite, ti pregherei di rispondere con sincerità. Ma sì, ma anche perché se poi ti dico una bugia, poi comunque mi vedrai stretta, voglio dire. Allora, di Giustamente. cellulite sì, ce ne sta, ma chi è che non ha la cellulite? Ci Sì. sono bambini che hanno la cellulite, cioè voglio dire, quindi è una cosa che ce l'hanno un po' tutti, perfino i maschi, no? Beh, certo. Tu ce l'hai la cellulite? No, io non avengo a cellulite, già dice la verità. Forse No, perché mo mi probabilmente. stava venendo una No, curiosità, capito? no, scusami Nancy, sono talmente chiatto che a cellulite non si vede probabilmente, è tutta una roba gonfia, hai No, capito? ecco. Allora quindi mi sento magra, mi sto sentendo magra. Nancy si Te sente magra. magra, molto bene. Senti una cosa, tu hai letto, beh, sicuramente avrai già incontrato chi parteciperà con te all'isola, Sì, giusto? Allora, sì, un'altra cosa che si dice è che in realtà il cast non è un cast fortissimo e c'è una presenza interessante sulla carta che è quella di Eva Eva Grimaldi, Grimaldi. insomma, sì, perché la Grimaldi è veramente tosta, perché è una donna intelligente, perché è una donna ironica. Io però sto sì. rispondendo a tutti, attenzione, perché lì c'è l'effetto fame, quindi anche un personaggio che noi conosciamo come tranquillo e sereno, cioè pure Samantha De Grenet per la fame potesse perdere la capa, ecco, questo è. Ti Certo, aspetti, da certo. chi ti aspetti, insomma, da quel poco che hai visto, secondo me anzi voglio sapere, secondo te tu Kukita Pichuk?
Cucchino a pizzica, te lo dico subito perché già toppa via, Ah. con Natalie Caldonazzo. Mi ero scordato di Natalie Caldonazzo, è una... E capite chi è Natalie? Chi No. è Natalie? E chi è? Ma dai, smetti. Non vede, no, chi è? Ma non fare la cretina, non stiamo sull'isola. Natalie Caldonazzo è una che ha fatto il bagaglino per un bel po' di tempo, insomma, al posto di... Guarda, sì. all'apparenza, voglio dire, mi è sembrata un po' sulle sue, un po', sai, che si dalle arie e queste cose qua. Poi ovviamente... Sì. avrò modo di conoscerla meglio e poi valuterò più avanti se nominarla o meno. Però posso dirti che qualcuna lì tra i naufraghi ce n'è che comunque inizialmente ha voluto snobbarmi mi ha dimostrato che si sente superiore e quindi poi la soddisfazione me la sono tolta il giorno dopo, quando poi è uscita la mia ufficialità e con le condivisioni diciamo che ho ammazzato un po' tutti Certo. e quindi là mi sono ingrassata altri 20 kg. Allora, senti, l'ultima cosa, noi stamattina abbiamo chiesto ai nostri teleascoltatori se la tua presenza può far bene alla musica napoletana neomelodica, però insomma non mi sembra il caso di farla a te questa domanda. Tu sai già benissimo che nel momento in cui molte persone ti vedranno sull'isola e saranno incuriositi, andranno a cercare la tua musica e si spera che poi vadano a cercare anche tante altre cose neomelodiche e che scopriranno delle cose positive, perché noi a Napoli facciamo secondo me tanta bella musica, ma non abbiamo però la grande promozione, per cui tanti pezzi che meriterebbero un ascolto nazionale e internazionale in realtà non ce l'hanno, quindi speriamo che succeda bene. Però ti dico, ecco, per chiudere questo nostro incontro telefonico prima della tua partenza, qual è il post che è stato postato più spesso con parole diverse, ecco, ma in realtà il succo è sempre questo. La cosa che gira sui social è Nancy Coppola all'Isola dei Famosi. ma che ste famosa. Ecco, allora volevo sapere, tu ti senti famosa? Ma guarda, nella vita non ci si smette mai di imparare, allora io non sono mai arrivata a nessun traguardo, questo per me è l'inizio di una lunga serie, quindi a Napoli mi sento di casa, questo sì, sono un po' padrona di me stessa perché comunque ormai dopo 13 anni la gente mi vuole bene, ho avuto tanti riscontri. Ma non sono poi così famosa a livello nazionale, ecco perché chi magari non conosce la mia musica, il mio genere musicale, può dire tranquillamente ma chi è, cioè cosa ha di famoso, però magari con questa opportunità avranno modo di conoscere almeno la mia presenza, la mia personalità, anche perché non è che siamo a Sanremo che potrò mettere poi in atto la mia dote vocale. Là avranno modo di conoscere la mia personalità, quindi farò capire con le prove, con tutta me stessa quello che magari saprò fare. Vabbè, ma canta però. La cosa che voglio far capire alla gente da casa è che comunque non c'è questa distinzione, che comunque sono una della porta accanto e che la cosa essenziale che debbano capire è che fra me e loro non c'è questa differenza. Come lo sono stata fino ad oggi a Napoli per il mio pubblico napoletano, così lo vorrei essere un domani per il pubblico nazionale. Ecco, allora Tildissima diceva sì, però ogni tanto sull'isola Fatella una canta. cantata, poiché io penso sì. Ma là non niente da fare, voglio dire. Ecco, sì, però sono convinto che se la gente ti conoscerà come personalmente ti conosco io, tu arriverai fino alla fine, e se arriverai alla quarta settimana tu non avrai neanche la forza di parlare, secondo me. Qual cantà? Ma io penso che per come mangio io penso che a 4-5 giorni sto male. Svieni! Mamma mia, 4-5 giorni. Mamma mia. Sì. Certo, allora senti, devi arrivare fino alla fine, ma tu ci arriverai fino alla fine, io ne sono assolutamente convinto, perché sei la regina della comunicazione, e non me ne voglia nessuno, ma è assolutamente così. Sei l'unica a Napoli tra gli artisti che fanno musica napoletana neomelodica che avrebbe potuto vivere un'esperienza del genere, e sono convinta che tu, insomma, sarà bello seguirti, ecco, certo, sì. E sarai anche un anello importante di tutta la situazione. E poi sono convinto anche di un'altra cosa, che la D'Urso si innamorerà di te. Salutaci tantissimo Barbara. Vedrai che non ti mancheranno i Marigliano, perché con Barbara D'Urso farai tanta TV locale.
facite televascio. Guarda quanto sei cattivo. E tanti baci e in bocca al lupo, veramente, tanti Grazie, saluti. Ettore, un bacio a te, a Tilde, Ciao, a amore. Mariano e tutta Napoli. Ciao, Con bella. voi Ciao, sempre amore. e comunque. Ciao bella, in Ciao. bocca al lupo, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Io Ciao sono, amore, ciao. io sono convinto, ma ve l'ho detto già ieri, che Nunziatina rischia di vincere, secondo me. Poi se succede un bel appiccico con Natalie Caldonazzo, secondo me certo. non può che far bene. Sì. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e torniamo tra poco. Allora, siamo